Nel nostro organismo ci sono cellule primitive che possono trasformarsi in cellule cardiache, ossee, epatiche e così via, per rigenerare tessuti vecchi o danneggiati. Sono le cellule staminali. Conosciuto da molto tempo, la ricerca ha cominciato a studiarle negli anni 90 per sfruttarne le straordinarie capacità a scopo terapeutico. Oggi vengono usate con successo nel trattamento di lesioni ossee e cutanee, come nel caso delle ustioni, e nel trattamento di leucemie. Sono inoltre considerate la grande promessa della medicina da impiegare in futuro per il trattamento del morbo di Parkinson, di alcune malattie cardiache, del diabete e di immunodeficienze congenite. Ma cosa sono e come vengono usate le cellule staminali? Nell'organismo adulto troviamo cellule della pelle, delle ossa, dei muscoli, del cervello e di tanti altri tessuti, tutte diverse fra loro. Se però riavvolgiamo la storia di un organismo, arriviamo a un momento in cui le diverse cellule non sono differenziate in tessuti specializzati. Durante la formazione dell'embrione, dalle divisioni dello zigote si formano infatti delle cellule totipotenti, quelle cioè che poi differenziandosi andranno a formare i tanti tessuti adulti. Sono le cellule staminali embrionali. Queste cellule all'inizio possono diventare qualsiasi cosa, ma man mano che l'embrione cresce, divisione cellulare dopo divisione cellulare, ciascuna prende un suo destino diventando cuore, fegato, cervello e tutto quello che serve a un corpo adulto. È questo processo spontaneo di riparazione che viene utilizzato e potenziato nelle terapie basate sulle staminali. Le staminali sane vengono trapiantate nell'organismo malato per riparare i tessuti. Due sono i problemi ancora da risolvere. Come in qualsiasi altro trapianto, c'è il rischio di rigetto. Inoltre, queste cellule così vivaci sono difficili da controllare e possono replicarsi in modo dannoso per la salute. Rispetto alle staminali adulte, quelle embrionali hanno un forte potere rigenerante e possono differenziarsi in un numero maggiore di tipi di cellule. Per questo sono viste come più promettenti. Sono proprio le staminali embrionali, però, ad essere materia di discussione etica. Per prelevare le staminali, l'embrione deve essere distrutto, ma un individuo appena concepito è titolare degli stessi diritti di una persona già nata oppure no?